ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a San Giovanni al Natisone, ma prima di partire naturalmente sfogliamo insieme il numero del settimanale in edicola quest'oggi. Copertina dedicata a due posti di lavoro e il titolo è Una poltrona per 1000, perché questi due due assunzioni nei centri per l'impiego della regione, ebbene per questa opportunità si sono presentati quasi 2000 candidati, per la precisione 1891, quindi insomma in bocca al lupo naturalmente, ma sono davvero molti e relativamente pochi i posti a disposizione. All'interno del numero 20 un approfondimento dedicato al problema dell'alcolismo in Friuli Venezia Giulia. L'8% beve e poi guida. Il fenomeno del binge drinking è una specialità dei trentenni, però insomma siamo andati un attimo ad approfondire, a capire quali sono gli usi e costumi in questo senso di chi risiede in regione. E poi crisi violentissima, l'allarme del sindacato per il lavoro nel Pordenonese. Mentre ci spostiamo nell'Isontino, Pisus mette a posto le piazze e a Gorizia partono proprio in questi giorni i lavori in Borgo San Rocco. Allora, cominciamo con la nostra inchiesta dedicata alle opportunità di lavoro. Obiettivo poltrona, 1 su 1000 ce la fa. Assalto al concorso, come dicevo, quasi 2000 candidati, 2 soli posti per la selezione di 2 posti nella direzione centrale della regione che si occupa del lavoro. È tuttavia possibile, regolamenti permettendo, che si riesca ad assumere in futuro altre 28 persone. Qui abbiamo anche un po' di numeri, il numero di dipendenti, le assunzioni previste, il numero dei centri per l'impiego e le date, numeri da Palasport, perché il concorso si tiene il 28 maggio alle 9 al Palazzetto dello Sport di Chiarbola a Trieste, e il giorno dopo, sempre al Pala Chiarbola, alle 9 e alle 13 la seconda sessione. Navigator, pochi e in acque tempestose. La nuova figura introdotta dalle norme sul reddito di cittadinanza dovrà seguire passo passo i beneficiari del sussidio, ma il rischio è che siano troppo pochi per applicare seriamente la normativa in materia di controlli. E qui abbiamo appunto approfondito questa tematica. Adesso però vi porto a leggere la doppia pagina dedicata a una delle cattive abitudini, in questo caso dei friulani: vino a litri sulle strade del Friuli. Al volante i residenti nella nostra regione continuano ad alzare troppo il gomito. Il problema non riguarda solo i giovanissimi, ma anche i quarantenni e chi beve da una vita. L'8% inoltre guida sotto l'effetto dell'alcol. Maria Ludovica Scinco ha approfondito questa tematica. Abuso da record, soltanto una notizia di pochi giorni fa, per un 34enne di Sacile che aveva 3,36 grammi di alcol per litro di sangue, che significa, tradotto in numeri forse più concreti, 7 volte il limite consentito per legge. Il numero di consumatori di bevande alcoliche aumenta al crescere del titolo di studio conseguito, e ciò avviene soprattutto per le donne. Insomma, siamo andati un attimo a indagare su quelle che sono le abitudini proprio anche di chi, diciamo, alza ogni tanto, spesso, comunque con una certa costanza, dipende, il gomito. In un anno sono state somministrate in Friuli Venezia Giulia 80.000 dosi di farmaci contro l'astinenza, che rappresentano il 17% del consumo nazionale. Ci spostiamo invece nel Pordenonese, manifattura, in atto una crisi violentissima. È l'analisi della FIOM CGIL sulla situazione del settore metalmeccanico e della gomma plastica. Il segretario Marcon dice: nell'est Europa il sistema è duplicato, ma molto più competitivo in termini di costi. E qui, insomma, in quei paesi le aziende multinazionali hanno investito più che da noi, e la denuncia è appunto quella di una produzione infrenata, un mercato interno che non riesce a farla partire, quindi asfittico, e abbiamo un po' sviscerato. Ci spostiamo invece adesso all'interno nel cuore del nostro giornale, perché questa settimana troverete all'interno lo speciale cooperative, campioni in cooperazione. Regione leader, il Friuli Venezia Giulia vanta una delle più forti presenze di società mutualistiche in Italia, con un indice superiore alla media del nord-est e addirittura doppio rispetto al Veneto, il nostro
Nocciolo Duro è fatto da società di medie dimensioni. I friulani hanno questo modello culturale nel loro DNA, lo dimostra l'esempio del cividalese Mitri, emigrato in Argentina alla fine dell'Ottocento, e quindi anche una storia insomma di immigrazione e un corposo approfondimento. Cultura, si parla di Maravè, che anticipa la 18ª edizione del festival con una mostra a Gemona che trasforma Palazzo Elti in un paesaggio total green che riassume il tema del progetto "Il futuro è verde", lo dice anche l'arte. E nella pagina successiva l'intervista alla scrittrice gemonese Ilaria Tuti, il ritorno della regina. Dal 27 esce Ninfa dormiente, il secondo romanzo a seguito di Fiori sopra l'inferno. E qui abbiamo Valentina Viviani ha intervistato Ilaria Tuti e potete leggere l'intervista per scoprire qualche segreto anche sulla trama del romanzo in uscita. Ed ecco qua, concludiamo con la musica, perché ovviamente non potevamo esimerci dal parlare del concerto, della data zero di Vasco Rossi, che torna a Lignano, e è la terza volta in 4 anni che la località marittima accoglie appunto la data zero e il soundcheck del Blasco, il nuovo tour del comandante. Ha attese altissime, ecco qui qualche anticipazione. Sapete che è una data sold out, ma Andrea Iomi mi ha andato a fare un po' il punto anche su quelli che sono i fan. Siamo solo noi, i fan di un uomo semplice. Domenica 26 appunto la data, il concerto esclusivo dedicato, riservato ai membri del fan club ufficiale, e poi lunedì 27 invece il concerto per tutti, che come sempre porterà tantissime persone a Lignano, e chi insomma non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto sicuramente lo potrà andare ad ascoltare fuori. Insomma, c'è grande attesa come sempre. Vasco è un uomo molto social e regala sempre aggiornamenti costanti anche su questa data lignanese. Pronti, attenti, via. Io e Tiziano adesso andiamo a San Giovanni a Natisone, venite con noi. Eccoci qua, siamo a San Giovanni al Natisone, accanto a me Andrea Menchinelli. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno e ben ritrovati a voi. È un piacere tornare qua. Allora, siamo in questa edicola nel cuore del paese e insomma c'è un grande via vai di pendolari delle letture. È bello vedere insomma tanta gente che legge o che acquista i quotidiani. Sì, è bello, purtroppo non tutti più comprano i quotidiani, è un problema, sì, però è bello vedere comunque che ancora la gente ama prendere in mano un giornale, una rivista, invece di leggere solo le notizie magari su internet o sul computer. Insomma, cerca di informarsi. Allora, questa settimana abbiamo diversi argomenti trattati all'interno del settimanale Il Friuli, però noi preparando l'intervista abbiamo parlato di musica. Insomma, il concerto di Vasco è alle porte, è sempre un elemento di grande attesa, e in questo caso, anche l'anno scorso, apre un po' la stagione concertistica estiva. Tu non so se sei fan o... No, mi piace Vasco Rossi, non sono un fan, però ammetto che è un grande artista, insomma. Sì. E qualche tuo cliente è già andato in perlustrazione, sì, no? Dicevi. Hanno detto che il palco è già montato, si sentivano ieri le prove, quindi musicali, non degli artisti, ma insomma delle prove tecniche, no? E ha detto che il palco è enorme, è grande, effettivamente un bel impatto c'ha. Quindi insomma, ecco, l'atmosfera anche in tutte le zone insomma del Friuli si scalda un po'. Invece, tornando seri, c'è un'inchiesta che mi colpisce e mi interessa. In realtà le cronache quotidiane, tu che vendi i giornali lo sai meglio di me, riportano sempre notizie di gente fermata, con automobilisti fermati alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma. L'ultimo a Sacile solo 7 volte oltre il limite, e la percentuale di chi guida insomma maliccio è altina, l'8% dei residenti in Friuli Venezia Giulia. Cosa ne pensi? Sì, è un problema, perché effettivamente al di là della gente che mi piace bere o non piace questa cosa qua, ma il problema di poi di mettersi in macchina con un tasso così alto può creare problematiche non solo a se stessi, ma soprattutto agli altri. Quella è la problematica, no? Effettivamente uno dovrebbe pensare alle altre persone anche,
oltre che a se stesso. Insomma, una volta c'erano le cosiddette stragi del sabato sera, insomma invece il bicchierino a fine giornata, anche infrasettimanale, Era tollerato, tra virgolette. Adesso la problematica invece inizia a essere enorme, perché come avete detto l'8% insomma è una cifra alta, no? Qui non siamo lontani dal confine, no? Con la Slovenia, e là il limite è 0. Che è una linea dura, però insomma chi sgarra paga. È come da noi chi guida camion o autobus, cosa del genere, che è 0, anche là è 0 effettivamente. E poi ci sono controlli molto elevati, insomma, quindi chi va di là deve stare molto attento. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, dice che siamo bravi. Non è vero, sono bravi e non bevono. Bevono tutti acqua. Ero via ieri tutti di una astemi. fiera, acqua, birra analcolica e Coca-Cola. È la droga, telefonino e droga. Quelli sono i problemi più rischiosi. Credo che la gran parte dei ragazzi che ci sia un problema, che bevono, ma insomma alla guida sono molto più rispettosi di quanto non lo siano quelli che girano con il telefonino in macchina. Sempre. Io forse sarò un po' fissata, ma guardo sempre. Adesso ero ferma all'incrocio di casa mia, sono passate 4 macchine, 3 erano con il telefonino. C'è tanta gente che beve veramente. Per me dovrebbero togliere la patente direttamente. Così. Cioè chi deve guidare non dovrebbe bere. Non dovrebbe bere, insomma, non dovrebbe bere. Io sono astemio, ho fatto 40 anni in polizia, quindi Ne ha viste? ne ho viste di coda e di cruda. Adesso c'è un limite, una volta non c'era, però lo stesso. C'era una volta era proprio esagerato. E adesso È stato giusto disciplinare almeno, insomma. No, è giusto, sì. Edicola Friuli finisce qui, grazie Andrea per averci accolto, in bocca al lupo per tutto, e se vuoi salutare. Grazie a voi e un saluto da San Giovanni alla Natisoni. Grazie. Edicola Friuli finisce qui, ma torna venerdì prossimo, saremo in centro a Udine, in piazzale Diacono. Un saluto a tutti e l'augurio di una buona giornata. Ciao. Buona giornata.